Senta Terenzia, ancora 30 secondi, le chiedo se dovesse essere eletto sindaco quale sarà la prima cosa che metterà in atto. Ma guardi, io l'ho già detto, farò due cose se lei mi consente. Prego. Una, andrò a trovare le strutture che si occupano della condizione di fragilità. Questo per noi è un punto di riferimento fondamentale e avremo la massima attenzione da questo punto di vista. Due, andrò dal sindaco Cereser di San Donà perché dovremo guardarci negli occhi e dovremo decidere insieme come far entrare il Veneto orientale in modo autorevole nella città metropolitana. Bene, grazie. Senta senatore, l'ho chiesto anche al suo competitor principale, Marco Terenzi del centro-sinistra, che cosa farà, la prima cosa che farà quando e se ovviamente verrà eletta come sindaco di Portogruaro, la prima cosa. Io non voglio ripetermi, ho già detto, rivisitazione del piano veicolare del traffico, apertura del centro storico di Portogruaro e lancerò una sfida, la sfida sarà questa, noi apriamo il centro storico e tutti insieme in maniera compatta con coloro che nel centro storico vivono dobbiamo metterci d'impegno perché il centro storico riparta, ma non voglio dire solo il centro storico, il piano veicolare interessa sicuramente anche tutte le altre aree di Portogruaro e deve essere uno strumento perché le attività commerciali di Portogruaro ripartano per dare, come ho detto prima, una nuova opportunità alla nostra città. Grazie dunque a Maria Teresa Senatore, candidata in bocca al lupo a tutti. sindaco, grazie ovviamente per essere stata con noi, candidata sindaco per il centrodestra alle elezioni comunali di Portogruaro.